Ritengo che le tue dichiarazioni siano sostanzialmente un blaterare cose non solo senza senso ma anche false, che in qualche modo cercano di negare quello che si sapeva fin dal principio, vale a dire che la manifestazione di ieri sarebbe finita esattamente come è finita. Cercare in qualche modo di far passare il messaggio che la manifestazione è andata bene e che quello che è successo dopo non c'entra con la manifestazione è falso. Cercare poi di far credere che è come dire, la minoranza di centrodestra che strumentalizza qualcosa è totalmente privo di senso, perché la minoranza di centrodestra fino dalle settimane precedenti aveva tranquillamente espresso la sua opinione contraria allo svolgimento di questa manifestazione, che si è rivelata non solo insensata come era stato anticipato ma anche dannoso. Io non credo assolutamente che il questore e il prefetto potessero sapere che sarebbe nata così, altrimenti ovviamente non l'avrebbero autorizzata. E se non lo sapevano il questore e il prefetto, e dunque erano in buona fede, come potevamo saperlo noi? Quello che noi abbiamo sempre detto è che c'era ovviamente la possibilità che potesse degenerare, questo è evidente, Ah, ed è bene, proprio per questo prendiamo che nota, mettiamo a verbale, mettiamo a verbale. non c'entra da mettere a verbale, sono dichiarazioni pubbliche che ha fatto il sindaco No, che tu fin hai da fatto? giugno, l'ha fatta l'assessore allo sport Zan. Abbiamo sempre detto che la partita non era da fare per due motivi: uno era quello umanitario per Gaza, l'altro era per Udine, che aveva già dato. Faccio mettere a verbale proprio per avere le sue parole, possibilità di rischio, nonostante questa consapevolezza da parte sua continuava a invitare le persone a boicottare, a partecipare.